Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata di venerdì 13 novembre 2020 in diretta a Facebook. L'Associazione Culturale Onebu organizza come ogni venerdì queste dirette dedicate alla storia e all'archeologia della Sardegna. Fra qualche minuto inizieremo la serata, intanto attendo che tutti possano collegarsi e mettere a punto l'audio e il video. Grazie a tutti, buonasera, benvenuti. Oggi parleremo di nuraghi e fra un po' dovrei vederlo anche nel mio profilo. Bene, sarà una serata densa di informazioni, concentrate tutte sulla civiltà nuragica. Vi ricordo che queste serate organizzate da Onebu rientrano nelle manifestazioni del progetto Sardegna verso l'UNESCO, che è una iniziativa che mira entro qualche mese, entro 6 mesi, mira all'approvazione da parte della Commissione Nazionale UNESCO dell'inserimento del paesaggio sardo con i suoi beni archeologici identitari visti come patrimonio dell'umanità. E quindi tutta la nostra conoscenza si espande al di fuori della Sardegna e viene portata avanti da tante altre organizzazioni che fanno sempre capo comunque all'UNESCO. Bene, vedo che siamo già in tanti. Buonasera a tutti, buonasera a Mimma, buonasera a Paoletta, Marisa, Salvatore, Lorenzo, ci siete tutti. Perfetto, allora direi che possiamo iniziare. Vi ricordo che l'associazione Onebu svolge queste serate del venerdì già da 5 anni. Naturalmente la nostra sala conferenze è chiusa e quindi tutti i nostri amici, tutti i soci Onebu usufruiscono di questa diretta Facebook, ci fanno compagnia, poi con loro mi sento anche con WhatsApp, mi sento con altri mezzi perché essendo soci Onebu hanno qualche altra informazione rispetto agli utenti normali. Direi che possiamo iniziare. Allora io devo condividere lo schermo. Vi ripeto, parleremo di nuraghi, durerà circa un'oretta. Vi farò vedere l'evoluzione dei nuraghi, cercherò di fare il punto sulla cronologia, tanto di battuta perché sapete è un pochettino difficile inquadrare l'inizio dell'epoca nuragica e lo svolgimento, l'evoluzione e la conclusione, però sappiate che ormai gli archeologi sono abbastanza d'accordo sulle cronologie, quindi sono dei dati sensibili, conosciuti, e ogni scavo vanno a confermare ciò che già si sa. Quindi alla fine la frequentazione dei nuraghi sappiamo perfettamente quando avvenne. Gli unici dubbi li abbiamo sulle funzioni dei nuraghi, perché sapete il dibattito è sempre acceso con nuraghe fortezza, nuraghe tempio, nuraghe osservatorio, quindi vedremo oggi di fare un pochettino di luce con qualche iniziativa che sono riuscito a trovare su Facebook e quindi andremo avanti. Buonasera Tiziana, Alessia, ciao Carolina, ciao Paola, ciao Margherita, Gianna. Ok, allora questo video poi lo inserirò su YouTube, quindi direi che sono le 7:05, prendo qualche secondo di pausa per poter spezzare poi la registrazione e mandarla su YouTube senza tutta questa parte introduttiva dove vi ho salutati. Serve anche a me per sciogliere il ghiaccio. Bene, siamo già quasi un centinaio, quindi direi che possiamo iniziare. Allora, faccio la condivisione dello schermo, ci vediamo poi con la mia faccia, col mio viso al termine della presentazione e vado a iniziare con le slide. Condividi, ok. Perfetto. Eccoci qua. Allora, la nostra serata
è organizzata dall'Associazione Culturale Unebu ed è inserita nell'ambito delle manifestazioni che si svolgono per il riconoscimento dei monumenti della civiltà nuragica come patrimonio culturale dell'umanità. Quindi un progetto ambizioso e vediamo di riuscire a portarlo a termine entro il 31 marzo. Iniziamo quindi subito questa serata, questo venerdì Unebu, partendo da questa slide che mostra un paesaggio montano. Qui non siamo in Sardegna, però questa immagine è funzionale a ciò che io vi voglio raccontare. Si tratta di una vallata nella quale, vedete, ci sono montagne abbastanza alte a destra e a sinistra, c'è una piana a fondovalle, un sentiero, si notano diciamo i segni, le tracce del passaggio dell'acqua, quindi un luogo diciamo ambito per le popolazioni che volevano insediarsi in un territorio favorevole alla vita. Le decisioni che queste persone devono prendere, quindi immaginate di fare un salto nel tempo, un salto indietro nel tempo, e con la vostra famiglia, una serie di famiglie amiche, volete insediarvi in questo territorio. Cosa farete? Allora, anzitutto cercate l'acqua, perché sapete bene che l'acqua è fonte di vita, l'acqua è l'unico indispensabile strumento senza il quale non potremo sopravvivere. Quindi avere la risorsa idrica nei pressi dell'insediamento è questione di vita o di morte. Quindi la ricerca dell'acqua, una volta individuata, si deve inizializzare il nostro villaggio. Allora cosa si fa? Si inizia a scegliere un luogo che viene denominato luogo sacro, cioè un luogo di riunione della comunità, un luogo dove la divinità riesce a garantire la sopravvivenza a tutti, diciamo è il totem della comunità, una figura che rende tutti più tranquilli, e si dedica una piccola area dell'insediamento del territorio al tempio, qualunque forma il tempio possa avere, da un semplice menhir, cioè una pietra sacra che viene infilata nel terreno come diciamo pietra angolare delle future costruzioni, e poi tutto intorno ci sarà il villaggio. Il problema principale diciamo, delle famiglie che vivono in questo villaggio è mantenersi al sicuro, e quindi vedete ho messo delle frecce rosse che indicano le cime tutto intorno, quindi cercare di osservare cosa c'è al di là delle cime, al di là delle vette, in modo da sistemare dei punti di controllo che possano tenere al sicuro la popolazione che c'è all'interno del villaggio. Questo è stato fatto in epoca già neolitica, ma poi si è conservata questa forma di insediamento, questa antropizzazione anche nell'età del rame, nell'età nuragica, e anche ancora oggi, quando si trovano dei territori inesplorati o inabitati, si ricorre sempre allo stesso sistema. Risorsa idrica, tempio, dei sentieri che collegano diciamo, il fondovalle alle vallate vicine e i punti di controllo nelle vette. Tutto ciò mi serve per annunciare che cosa è successo in epoca nuragica. Nei luoghi dove già c'erano dei punti di controllo, quindi luoghi strategici che potevano osservare la vallata, osservare la risorsa idrica, osservare chi c'era dietro le montagne, si erigono degli edifici, piccoli, medi o grandi, secondo le esigenze, secondo il periodo. Abbiamo visto durante l'età del rame, ad esempio, su un promontorio vicino ad Alghero, al Golfo di Alghero, abbiamo visto Monte Baranta, questo recinto a torre edificato nel 2400 a.C., proprio su un promontorio, e potrebbe tranquillamente essere uno di questi punti di osservazione che tiene, diciamo, sotto controllo il territorio e garantisce la sicurezza degli abitanti del villaggio. Vedete che è costruito con grandi pietre, quindi un edificio
destinato a durare nel tempo e darà poi modo alla civiltà nuragica, che arriva qualche secolo dopo questo edificio, di approfittare delle tecniche di costruzione. Vedete, già si notano degli ingressi con architrave, si nota una disposizione di grandi pietre nella parete muraria che vanno poi a diventare sempre più piccole mirando verso l'alto, poi un riempimento fra la facciata esterna e la facciata interna e dei corridoi che mettono in comunicazione questo edificio con l'esterno. Veniamo quindi alla civiltà nuragica. Quindi oggi vi farò vedere la differenza fra i vari nuraghi, perché ci sono diversi tipi, diverse tipologie di costruzione. Partiamo subito dai nuraghi più antichi. I nuraghi arcaici, che vengono denominati protonuraghi, oppure nuraghi a bastione, o ancora, ed è il termine che preferisco io, nuraghi a corridoio. Quindi vediamo subito la prima grande distinzione fra edifici. Allora, nella civiltà nuragica, intorno al XVIII secolo, XVII secolo a.C., grosso modo siamo lì, fra il 1750 e 1700 a.C., vengono realizzati 1 migliaio di edifici a bastione, quindi nuraghi a corridoio, nel corso di 2-3 secoli, quindi 1 migliaio divideteli per 2 o 3 secoli, vedete che sono 200-300 nuraghi ogni secolo, e si nota subito che sono privi di torre. Quindi la prima grande categoria di nuraghi è quella di edifici senza torri. La seconda, quella sulla destra, come potete vedere ho inserito un disegno che ho trovato su internet di un nuraghe monotorre, e si vede subito che l'edificio è completamente diverso dal precedente. I nuraghi a torre iniziano grosso modo intorno al XV secolo a.C., vanno avanti per 3-4 secoli fino agli ultimi nuraghi che vengono costruiti intorno al 1100 a.C., non più tardi. Poi si cambierà piano urbanistico, cambieranno le esigenze, vedremo magari di organizzare qualcosa per capire cosa succede dopo, quindi durante la prima età del ferro. Anzitutto quindi abbiamo questa prima distinzione, nuraghi senza torre e nuraghi con torre. Due tipologie costruttive profondamente diverse, ma vedremo che c'è un'evoluzione dal nuraghe a bastione verso il nuraghe a torre. Cerchiamo di capire che cosa è avvenuto. Partiamo subito con un classico edificio a corridoio. In questo caso abbiamo una foto di Maurizio Cossu, che ringrazio sempre. Ci sono dei bravissimi fotografi che ci danno l'opportunità di chiacchierare su questi nostri edifici, su queste bellezze archeologiche, perché loro sono dei professionisti della fotografia e quindi riescono a inquadrarli mettendoli proprio a fuoco nelle loro migliori situazioni. Vedete che siamo su un promontorio, siamo a Gesturi, questo nuraghe privo di torre, che però si trova in un punto dal quale si può osservare la vallata. Quindi ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio, punti di osservazione per controllare il passaggio delle persone nella vallata o la risorsa idrica, insomma dei luoghi dai quali si può tenere sotto controllo il territorio. È lungo una decina di metri, alto circa 5 metri, somiglia, se aguzzate la vista, somiglia molto alla parete muraria, vedete, al sito di Monte Baranta che vi ho fatto vedere prima, che è di 500-600 anni precedente, quindi avevano avuto modo di sicuramente imparare delle tecniche, evolversi nella loro tecnica, nella loro costruzione. Tenete conto che la funzione del nuraghe si svolgeva sopra. I nuraghi a corridoio sono caratterizzati da grandi masse murarie e piccolissimi spazi interni. Ne vediamo qualcuno di questi nuraghi. Qui siamo a Sorgono, nuraghe Talei, vedete è un edificio quadrangolare, si nota questo spigolo fra una parete e l'altra, non c'è ancora la circolarità. La circolarità arriverà con i nuraghi a torre, arriverà intorno al XV secolo a.C. Vedete quindi un edificio costruito con una tecnica apparentemente rudimentale che però gli consente di stare su da 3700 anni, 3800 anni, quindi evidentemente la tecnica costruttiva era già abbastanza avanzata. Vediamolo da sopra, ecco,
Una visione, una foto come questa, sempre fatta da Maurizio Cossu, ci consente appunto di verificare la posizione. È un nuraghe posto in un'altura, adesso ci sono degli alberi tutti intorno, però aveva ampia visibilità sul territorio circostante e soprattutto aveva la possibilità, questo nuraghe a corridoio, così come tutti gli altri nuraghi a corridoio, una volta entrati, di essere all'interno di un edificio dove il corridoio è munito di scala nella parete laterale. Questa scala consente di arrivare al piano superiore e quindi quando siete su a 4-5 metri d'altezza rispetto al piano di calpestio avete un punto di osservazione ancora superiore. Quindi evidentemente una delle funzioni, esattamente quella di controllo del territorio, poteva essere esercitata dal piano superiore. Tenete conto che un'altra grande possibilità che abbiamo di interpretare i nuraghi è quella di pensarli come edifici religiosi. Quindi nel caso questo fosse un tempio, un luogo religioso, la scala potrebbe essere ad esempio una scala per celebrare i riti iniziatici e quindi dal buio del corridoio si sale la scala, si va verso l'alto e si viene inondati dalla luce, quindi un rituale iniziatico, un rituale di illuminazione che potrebbe dare un'altra chiave di lettura su questo edificio. Quindi vedete, abbiamo subito due grandi possibilità di funzione, due grandi interpretazioni e gli studiosi si scontrano su queste due interpretazioni. Secondo alcuni naturalmente l'altra è assolutamente contestabile, però non è detto che l'una escluda l'altra. Andiamo avanti. Entriamo dentro il nuraghe tale dissolgono, così potete subito vedere come erano fatti questi corridoi. Vedete, le pietre sono assai grandi, l'edificio ha uno scarsissimo spazio interno, la massa muraria è preponderante. Si nota subito la scalinata per salire al piano superiore e il corridoio è coperto da lastre orizzontali, le famose lastre a piatta banda, diciamo che sono delle lastre piatte, delle grandi pietre piatte che vengono posizionate sopra per dare una copertura insomma al corridoio. E questa copertura, queste lastre determinavano anche la larghezza del corridoio, perché se noi abbiamo delle lastre da 1,5 metri, 1,70 m, possiamo fare dei corridoi leggermente più piccoli, da 1,30 m, 1,40 m, perché altrimenti l'architrave non avrebbe punti su cui poggiare. Passiamo a Tiesi, vedete un altro nuraghe a bastione dove si evidenzia appunto il discorso che vi stavo facendo prima. La funzione viene svolta da questo terrazzo, e quindi la scala vi porta al piano superiore, e nel piano superiore si potevano svolgere delle funzioni sicuramente legate al controllo del territorio o, ripeto, in caso di edificio religioso, situazioni templari. Passiamo sempre con i nuraghe a corridoio ad Aggius. Abbiamo questo bellissimo nuraghe, guardate le pietre che sono assai grandi, come sono state disposte in maniera precisa, in maniera puntuale, e anche bello architettonicamente. Presenta un ingresso a dolmen proprio perché i nuraghi arcaici, essendo di derivazione della tipologia di Monte Baranta come cultura, avevano ben in mente come coprire, diciamo, un ingresso, quindi due piedritti con un architrave superiore e formavano un ingresso rettangolare. Noi lo chiamiamo ingresso a dolmen o ingresso dolmenico, e anche il corridoio segue la stessa forma, c'è una sezione rettangolare che va a infilarsi all'interno del nuraghe. Vediamolo un po' meglio. Ecco, questo è appunto il nuraghe. Nella foto in alto a destra vedete subito l'ingresso a dolmen con questo grande architrave poggiato sulle pietre, anche in maniera abbastanza elegante. Guardate l'angolo perfetto, evidentemente sono state anche sbozzate, e sopra a coronamento abbiamo tutti i filari di pietre che portano sulla struttura fino a un'altezza di oltre 4 metri. Nella foto invece in alto a sinistra potete notare come all'interno dell'edificio, vedete, le pietre sono sbozzate, non sono ancora concisodomi, quindi non sono ancora
perfettamente sagomate, però già hanno una struttura abbastanza precisa in modo da poter essere disposti secondo dei circoli. Vedete, queste sono tutte foto di Franco Serrelli, che ringrazio. Sono disposte a circolo, ma presentano anche un posizionamento che possiamo ammirare nella foto in basso a sinistra, dove notate subito che oltre alla disposizione per filari orizzontali ci sono anche, seguite il mouse dall'architrave, vedete come si segue una diagonale crescente, quindi una diagonale che dal basso va verso l'alto sporgendosi a sinistra, e anche dalla parte opposta notate come questi filari di pietre sono allineati anche secondo questa diagonale. Quindi abbiamo tre linee, tre direttrici, una direttrice orizzontale che sarebbe quella formata dalle pietre che vanno a posizionarsi una sopra l'altra, una direttrice obliqua che tende verso destra e una direttrice obliqua che tende verso sinistra, e ogni pietra, in pratica, ogni concio è contornato da altre pietre che rinforzano la struttura. Infatti i nuraghi hanno una conformazione che li rende sicuri anche se ci sono degli eventuali terremoti. In Sardegna ormai non ce ne sono più, però qualcuno c'è stato, ma i nuraghi sono rimasti tutti lì. Questo genere di edifici a corridoio, anche se, scusatemi, qui vi volevo far vedere la cupola, anche se non hanno una cupola perfettamente circolare, sono sempre coperti a volta. In questo caso i nuraghi a corridoio sono coperti con una volta a doppio spiovente o a barca rovesciata. Essendo il corridoio rettangolare, nel momento in cui si va a coprire, per sollevare l'altezza si deve creare un piccolo aggetto, come potete notare in queste pietre, ve le sto indicando col mouse. C'è un piccolo aggetto che fa sì che le lastre, gli ortostati che vengono messi come copertura possono diventare sempre più piccoli. Mentre prima avevamo la necessità nei nuraghi a corridoio più antichi di avere delle lastre di 2 metri, 2 metri e mezzo, man mano che passano i secoli questi nuraghi a corridoio con l'aggetto riescono a chiudersi, cioè a puntare verso un doppio spiovente, quindi verso una sezione ogivale. Lo vediamo anche qui sulla destra, vediamo siamo a Bortigali, guardate la parete muraria con gli ortostati, però già si nota che diciamo che tende verso l'alto a presentare un piccolo aggetto, quindi dei corridoi che vanno via via allargandosi. Naturalmente i nuraghi a corridoio ovviamente sono caratterizzati dalle scale. Naturalmente le scale che sono presenti nei nuraghi sono abbastanza piccole, non sono agevoli, quindi diciamo che man mano che i secoli passavano cercavano in queste strutture di ottenere delle scale sempre più comode, sempre più larghe e sempre più funzionali all'edificio. Qui siamo a Tortolì, Sortali. Andiamo avanti. Questo direi che è il nuraghe Cuccurada di Mogoro. Ah sì, c'è scritto sotto, perfetto, quindi andiamo avanti. Quindi nuraghi a corridoio, prima di passare ai nuraghi a torre vi do qualche informazione. Sono stati distinti in 5 diverse tipologie. I nuraghi della prima fase sono quelli a corridoio semplice, nella seconda fase si passa a corridoio passante, quindi il corridoio entra dall'ingresso e esce dall'altra parte, quindi un corridoio passante. Queste due tipologie non hanno camere naturalmente al pian terreno, hanno qualche piccola nicchia, ma diciamo che sono caratterizzate da un profilo rettangolare. I nuraghi di terza fase hanno le camere al piano superiore e all'interno, nel piano terra, cominciano ad avere qualche nicchia, qualche arrotondamento, quindi si sta cercando di sfruttare un po' di più il piccolo spazio interno per avere più disponibilità di spazio, insomma. I nuraghi della quarta fase iniziano ad avere un corridoio che non è più rettangolare, ma inizia a essere ovoidale, quindi uno spazio interno un pochettino più abitabile. La scala è un pochettino più grande, porta sempre alle camere di sopra, ma al pian terreno ancora
non c'è circolarità, non c'è nulla oltre un corridoio ellittico, ovoidale, insomma un pochettino più grande. Siamo sempre nella fase senza torri. Gli ultimi nuraghi a corridoio sono quelli, diciamo, intorno al 1500 a.C., quando si passa poi con una piccola evoluzione ai nuraghi a torre, sono quelli che portano le camere al pian terreno. Quindi abbiamo dei nuraghi sempre caratterizzati dal corridoio, ma questo corridoio ormai ha le pareti che vanno ad aggetto, quindi a doppio spiovente, e gli ambienti al piano terra possono ospitare una camera, ma ancora non siamo in presenza di circolarità. Le camere circolari iniziano nel 1500 a.C., proprio nei nuraghi a torre. C'è l'esigenza di sviluppare in altezza questi edifici, e quindi dalle capanne, guardate l'immagine in alto a destra, dalle classiche capanne interrate, questa è la fase turricola o Santirogi, da queste capanne, che erano probabilmente quelle in cui vivevano all'esterno, si sviluppa, anziché la superficie a doppio spiovente per la copertura, si sviluppa l'attolos. In quale maniera? Allora, anzitutto il profilo interno dei nuraghi viene realizzato con una circonferenza. Seguite questa immagine grigia in alto a sinistra, vedete c'è il profilo delle pareti diventa circolare. In questo profilo, che va a sollevarsi con delle pareti ad aggetto, si realizzano anzitutto due pareti murarie. C'è un cono più piccolo all'interno e un tronco di cono in realtà esterno. Quindi quando pensate ai nuraghi dovete immaginarli come due tronchi di cono uno dentro l'altro, cioè un guscio esterno e una camera interna. Quando siete fuori dal nuraghe vedete il guscio esterno. Quando oltrepassate l'ingresso ed entrate nella camera interna, vi guardate intorno e state guardando la parete interna. Fra la parete interna e la parete esterna, come notate in questa immagine, bella immagine a colori qui a sinistra centrale, fra le due pareti c'è la scala che porta al piano superiore, che poi vedremo nelle fasi più evolute verrà addirittura sormontata da un'altra torre. Vedremo appunto due torri sovrapposte una sopra l'altra, e sappiate che mentre i nuraghi monotorre, quindi a un unico piano, sono presenti anche nel sud della Corsica, insomma è possibile vederli anche al di fuori della Sardegna, nelle zone limitrofe, per trovare invece delle torri a più piani, quindi torri sovrapposte, dovete rimanere in Sardegna. È un bene classico identitario sardo, perché nessun popolo è riuscito mai a sovrapporre, oppure non hanno mai provato a superare i problemi statici che si presentano. Nessuno è mai riuscito a costruire delle torri una sopra l'altra, montate a secco in pietra. Ecco, nelle immagini in basso vedete appunto una torre, una tolos interna e una falsa cupola naturalmente, sovrastata da un'altra torre. E nei due disegni potete vedere chiaramente come la circonferenza esterna e la circonferenza interna siano realizzate con mattoni, con pietre sbozzate, regolarizzate. Ci sono poi le varie nicchie, gli ingressi, eccetera, eccetera, mentre la zona delle scale viene realizzata con materiali di risulta, quindi materiale di riempimento che viene appunto posizionato dai residui di lavorazione delle pietre diciamo eleganti. Andiamo avanti. Ecco, questa foto vista dall'alto del nuraghe Losa l'ho messa nei nuraghi monotorre giusto per farvi capire la disposizione delle due torri. Guardate, qui siamo nella torre centrale del nuraghe Losa e si nota chiaramente il perimetro esterno della torre centrale e il perimetro interno, e in mezzo, vedete, c'è la scala che parte dal piano terra. Quindi due edifici uno dentro l'altro con una scala che li percorre fino ad arrivare al terrazzo. Parliamo quindi dei primi nuraghi, che sono i nuraghi monotorre, e vediamo subito alcuni edifici. Vediamo che la linea obliqua che c'è nella parete laterale
sta proprio a caratterizzare la forma di questo edificio. È una forma con una sezione tronco ogivale, a noi manca sempre il terrazzo, noi addirittura non sappiamo se questo terrazzo dei nuraghi, queste migliaia di nuraghi sono tutti stati trovati senza terrazzo. Per me insomma, potrebbe essere spiegato dal fatto che il terrazzo magari era in legno e quindi il legno non si conserva, è un materiale organico e quindi è andato in disfacimento, e poi ci sono stati naturalmente i crolli dovuti anche alle radici delle piante che si insinuano fra una pietra e l'altra e smontano un po' tutto. E poi ci sono i nuraghi che sono stati smontati per essere riutilizzati, erano pietre già pronte, quindi nel Campidano ad esempio ne hanno distrutto tantissimi per sistemarli sotto la 131, la nostra Carlo Felice, la strada ha un basamento fatto certamente con delle pietre smontate dai nuraghi. Vediamo quindi di capire intorno al 1500 a.C. che cosa è successo. Allora, si sviluppano questi nuraghi monotorre. Anzitutto i nuraghi monotorre si presentano non soltanto nei punti di osservazione. I nuraghi a corridoio vi ho detto che sono dei nuraghi di avvistamento e quindi sono sempre nei punti panoramici. Ad esempio, immaginate la giara, ecco, in una giara sono messi, in tutte le giare, sono messi nei punti di coronamento, cioè guardano verso le vallate. Evidentemente avevano proprio una funzione, diciamo, di sorveglianza, mentre i nuraghi monotorre possono essere, è vero, anch'essi pensati come torri costiere, torri di avvistamento, però già è possibile ipotizzare qualche altra funzione, perché qui si nota chiaramente che c'è la voglia di mirare verso l'alto, quindi probabilmente qualche motivo religioso li ha spinti a edificare delle torri che svettavano verso il cielo, sapete, le scale che portano alle divinità. Ecco, in questo caso abbiamo dei nuraghi la cui funzione poteva essere non legata semplicemente a quella di edificio di controllo, ma anche quella di edificio della comunità, quindi anche di accentratore di risorse, edificio simbolo delle comunità, ma anche edificio con qualche funzione legata al cielo, in qualche modo a qualche astro o a qualche divinità. Dal 1500 al 1400-1350 a.C. questi nuraghi monotorre si evolvono presentando appunto gli ingressi ad aggetto. Vedete in questo caso come la larghezza della base della porta è decisamente inferiore alla larghezza della parte alta della porta. E si nota che l'architrave, vedete, non presenta la finestrella sopra, non era probabilmente ancora indispensabile, però vedete questo profilo, questa sezione trapezoidale che caratterizza appunto i nuraghi a torre. Qui è proprio evidente l'aggetto, che è quello che ha consentito di passare dai 4-5 metri di altezza dei nuraghi a corridoio a un'altezza che vedremo che arriverà a 10, 11, 12 metri, ad esempio il nuraghe Isparas di Isri. Verso la fine di questo periodo, di questo secolo e mezzo, quindi intorno al 1350 a.C., si nota finalmente la perfetta circolarità delle camere. Si nota sopra l'architrave una finestrella che consentiva di far entrare la luce, far entrare l'aria all'interno del nuraghe. Può darsi che avesse anche delle funzioni legate sempre al movimento degli astri, movimento apparente perché in realtà è la Terra che si muove, però abbiamo una caratterizzazione dei nuraghi che è quella di avere questa finestrella e anche l'ingresso, naturalmente, perché la finestrella si trova sopra l'ingresso, orientata laddove c'è la possibilità di catturare più luce possibile. Sono orientate verso sud-sud-est. Diciamo che in tempi attuali, se voi per la vostra casa doveste acquistare un pannello solare e orientarlo per ottenere il massimo beneficio di riscaldamento dell'acqua, lo dovreste orientare esattamente come sono orientati i nuraghi e le finestrelle.
Questo ha portato alcuni studiosi a ipotizzare che una delle funzioni dei nuraghi potesse essere quella proprio di calibrare questa finestrella secondo la luce che entra alle albe del solstizio d'estate, del solstizio d'inverno o al tramonto, insomma dei momenti particolari durante l'anno in cui si può determinare la posizione esatta del fascio di luce che va a illuminare un determinato punto all'interno dell'edificio. Questo consentiva di valutare se era, ad esempio, se era una popolazione agricola, quindi con un'economia agricola, quando era il momento di seminare, oppure quando era il momento di raccogliere, oppure determinare le sagre, determinare le feste. Insomma, si aveva una calibrazione del tempo. Quindi anche questa può essere una delle funzioni di questi nuraghi. Tenete conto che una funzione non esclude le altre. Qui siamo a Biroli, nuraghe Sorolo, anche qui vedete una bellissima torre che presenta la torre sovrapposta, quindi è un nuraghe a 2 piani, quindi 2 torri sovrapposte. Vedete la forma è circolare, guardate in questa immagine in basso centrale, questo disegno, si entra sul lato destro, scusate, sul lato sinistro c'è una piccola nicchia, sul lato destro invece c'è la scala che conduce al piano superiore. E qui li vedete appunto rappresentati in questa sezione, quindi 2 cupole una sopra l'altra e caratterizzano appunto questo nuraghe che è alto ben più di 10 metri. Vedete, si nota qui una sorta di fondamenta del piano di divisione, di soletta fra il piano terra con il primo piano, con una grande finestra, vedete qua, posizionata diciamo nel piano superiore, mentre la torre è completamente svettata, quindi non sappiamo come fosse fatto il terrazzo. Qui siamo a Suni, una tipologia molto simile, vedete l'Uradeo, che qui abbiamo un nuraghe monotorre a 2 piani, ecco, si vede chiaramente in questo disegno come le 2 cupole, le 2 false cupole, sono sovrapposte. Tenete conto che non sempre queste sezioni sono disegnate bene. La cupola del piano superiore è sempre decentrata rispetto a quella del piano inferiore. Questo perché insomma è meglio ottenere dei pieni per avere più solidità della struttura, per evitare proprio di posizionare una cupola sopra l'altra, si sfalsavano e questo dava anche la possibilità di sagomare meglio la scala, mettere meglio l'ingresso, insomma dava notevoli vantaggi durante la costruzione. Passiamo ai nuraghi misti, quindi abbiamo visto i nuraghi a corridoio, abbiamo visto i nuraghi in monotorre, poi ci sono dei nuraghi misti che sono quei nuraghi che nascono come nuraghi a corridoio, poi la popolazione continua a rimanere in quel territorio perché magari si viveva bene e inizia ad aggiungere delle torri oppure fare delle modifiche ai nuraghi e si ottengono questi nuraghi misti. Vediamo qualche esempio. Siamo nella Giara di Siddi, questo è un nuraghe che nasce come nuraghe a corridoio, una forma un po' particolare, adesso non voglio entrare nei dettagli diciamo infinitesimali, però vedete chiaramente che ci sono delle strutture, una struttura Y, questa un po' strana, delle strutture una incastonata nell'altra. Qui abbiamo proprio un nuraghe a corridoio che ha uno sviluppo particolare, al quale viene aggiunta una torre che ha un'altra caratteristica. Quando se andate a visitarlo, questo nuraghe Safogaia di Siddi, noterete che entrando nella camera circolare troverete nella parte bassa le pietre piccole e man mano che si sviluppa in altezza ci sono delle pietre più grandi, quindi un sistema di costruzione che contrasta con quello normale in cui le pietre grandi sono messe nei filari bassi e poi si va a rimpicciolirle, quindi una caratteristica di questo nuraghe Safogaia di Siddi. Qui siamo in un altro nuraghe misto, guardate il Cuccurada di Mogoro, un bellissimo nuraghe, c'è al chilometro 60-65 circa del 131, nasce come nuraghe a corridoio che è sistemato in questa zona,
Poi vengono aggiunte delle torri, dei bastioni, viene data una forma particolare, vedete le pareti seguono una forma particolare, tra l'altro ci sono tante torri, diciamo, al cortile centrale, quando si accede si può subito entrare in questa bellissima Tolos che c'è proprio di fronte al cortile, e poi sono state aggiunte, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, altre 5 torri, ma sicuramente ne manca anche qualcuna. Proprio perché questi nuraghi insistono in territori ricchi, ricchissimi. Questo era un nuraghe che è stato costruito dai sardi in un luogo già antropizzato in epoca Monte Claro, quindi vediamo che c'è una muraglia con un ingresso a dolmen del 2400 a.C., i materiali di frequentazione sono quelli, e poi è stato mantenuto in uso, è stato usato durante tutta l'età del bronzo, ma quando questi nuraghi poi non vengono più costruiti, alcuni di loro, quelli tenuti in medio, vengono poi riutilizzati, magari trasformati in luoghi di culto dove addirittura si trovano gli oggetti, gli ex voto, gli oggetti donati alle divinità, quindi c'è la certezza che diventino dei templi. Andiamo un po' avanti, ecco qui siamo a Budusò, guardate quest'altro bellissimo nuraghe, ecco questo mi dà l'occasione per dirvi che i materiali di costruzione dei nuraghi sono quelli locali, quindi laddove c'è la presenza di basalto troverete i nuraghi in basalto, dove c'è granito come in questo caso, o come a Tempio, nuraghe maggiori di Tempio, il materiale è granito e quindi vedete chiaramente c'è una difficoltà di lavorazione perché il granito è molto duro, quindi sagomare le pietre è un pochettino più difficoltoso. Ma poi ci sono i nuraghi fatti con conci di trachite, scisto, ce ne sono un po' di tutte le tipologie. Alcuni nuraghi noterete che hanno delle parti diciamo policrome, quindi venivano scelti dei materiali di diverso colore per dare un tocco di eleganza, un tocco di bellezza a questi edifici. Questo ci dà anche un altro indizio. Siccome si sta, diciamo, c'è qualche studioso che sta proponendo la possibilità che i nuraghi nella parte esterna fossero intonacati e anche nella parte interna, vedere delle costruzioni così eleganti, così belle, fatte con pietre di diverso colore, ci fa pensare invece che intonaco nella parte esterna non ce n'era. O perlomeno, se qualcuno era intonacato, diciamo che la maggior parte non lo era sicuramente. Vediamo questo Loele di Budusò dall'alto, guardate un po' come la forma è quadrangolare con gli angoli appunto un pochettino arrotondati, vedete la scala, nella parte alta è protetta da questa cupola. Addirittura dalla parte alta si può anche pensare che questo edificio avesse sempre una funzione di controllo del territorio, perché il bastione che ricopriva tutto il nuraghe poteva essere percorso chiaramente con un utilizzo, con una funzione mirata appunto alla protezione del territorio. Andiamo ancora avanti, io devo andare avanti un pochettino di corsa, non posso approfondire tanto perché capite bene che 700 anni di costruzione di nuraghi con tutte le tipologie, riuscire a sintetizzarli in un'ora non è molto semplice. Passiamo ai nuraghi evoluti. I nuraghi evoluti io intendo quelli costruiti nel XIII secolo a.C., XII, quindi i nuraghi classici che noi vediamo, sono fruibili all'interno con grandi ambienti, e l'evoluzione che è possibile notare dal nuraghi a corridoio ai nuraghi, chiamiamoli moderni, fra virgolette, è quella degli ingressi, e all'ingresso dovete pensare il relativo corridoio che c'è subito dopo l'ingresso. Si inizia nei nuraghi arcaici col profilo a dolmen, vedete questo forse siamo a Olbia, Cavo Abbas, però non ne sono sicuro. Quindi un profilo, vedete, rettangolare, che poi diventa tronco ogivale con architrave, qui siamo intorno al 1500 a.C., vedete, poi rimane profilo tronco ogivale con architrave sormontato da finestrella, quindi in questo caso siamo intorno al 1350 a.C.,
Qui siamo alla prigione di Arzachena, lo riconosco da questo bellissimo architrave gigantesco, che non escluderei che si tratti di un menhir riutilizzato, dove vedete che il profilo tronco-ogivale, se non ci fosse questa architrave, sarebbe stato quasi triangolare, quasi una bellissima ogiva, vedete? Tra l'altro il nuraghe della prigione è proprio una bomboniera, è molto carino da visitare. Ed è anche stato scavato bene dall'archeologa Angela Antona, che se sta ascoltando la saluto, e ha fatto un diario di questo scavo molto approfondito. Qui vediamo sempre un tronco ogivale con architrave e finestrella, e per finire vedete questa ultima evoluzione è un ingresso completamente ogivale tagliato solo dall'architrave, ma quando arriviamo a queste conformazioni sappiamo che i sardi erano già in grado di eliminare l'architrave e completare l'ogiva. Ne vedremo dopo qualcuno. Quindi l'architrave è funzionale soltanto a ottenere una finestrella sopra, non è più funzionale a coprire l'ingresso, a formare l'ingresso. Vediamone alcuni. Allora, qui siamo a Belvì, nuraghe Nolza, guardate un po' che bello questo, è un quadrilobato, vedete c'è una torre centrale a 2 piani, mentre il rifascio è stato realizzato attraverso il collegamento con un bel bastione tra 4 torri, vedete, perfetto, un po' come il nuraghe di Barumini, c'è il cortile interno, e qui vedete già i conci che sono di dimensioni sbozzate, lavorate, c'è una bella cura per il nuraghe Nolza. Ecco, i nuraghi evoluti si caratterizzano, come trovate scritto qua sopra, da ambienti ben utilizzabili all'interno di grandi masse murarie, cioè sono nuraghi imponenti, ma all'interno sono vivibili, sono dei nuraghi che offrono degli spazi. Qui siamo al confine fra Gairo e Osini, nuraghe Serbissi, molto interessante anche questo, un po' difficile da raggiungere, però è una bella camminata che suggerisco a tutti. Un nuraghe si trova in Ogliastra, quindi vedete il nuraghe a torre con il suo ingresso tronco ogivale con architrave, poi c'è questa aggiunta di torri laterali raccordate dal bastione, molto elegante, con poi degli edifici davanti al muro di ingresso del nuraghe. Il Serbissi di Gairo e Osini è caratterizzato anche nella parte sottostante da una galleria che entra nel comune di Gairo e esce nel comune di Osini. Quindi diciamo che se oggi dovessero far pagare l'IMU al proprietario di questo nuraghe, dovrebbero gestirla metà il comune di Osini e metà il comune di Gairo. Scusate, la battuta mi è venuta in mente per farvi capire che siamo proprio in un nuraghe di confine, e questo ci può aiutare a capire che evidentemente questi nuraghi di controllo erano anche posti nei luoghi di confine delle varie comunità, dei vari clan, quindi c'erano dei nuraghi che erano al servizio di uno o l'altro clan e magari utilizzati da tutti e due. Guardate quanto è bello questo Serbissi, vale la pena andare a visitarlo. Qui siamo al nuraghe Losa di Abbasanta, un nuraghe imponente, vedete, presenta la torre centrale. Vi ho fatto notare prima appunto con il Losa che si tratta di un perimetro interno, poi c'è la camera col perimetro esterno e la scala che percorre lo spazio fra le 2 torri, e poi c'è l'aggiunta di queste 3 torri laterali e di tutti gli edifici a contorno. Vedete qui c'è l'antimurale con dei grandi edifici posti proprio nei lati. Tra l'altro notate che facendo il giro, durante la visita guidata farete il giro di questo nuraghe, passerete in questo cortile diciamo retrostante, e qui c'è un vano di accesso in questa camera dove c'è una bellissima un pozzo, diciamo, e quindi questo poteva essere anche la riserva idrica del nuraghe. Se avesse una funzione religiosa, direi che questa torre è la parte principale del nuraghe Losa, perché è qui che c'è l'acqua e quindi è qui che si svolgevano gli eventuali riti. Però io non sono uno specialista di discorsi religiosi o discorsi di culto, diciamo che preferisco rimanere nell'ambito dell'archeologia e dire che probabilmente questa è la torre
più importante fra quelle diciamo dell'edificio Losa, proprio perché contiene l'acqua. Andiamo avanti, ecco questo è il nuraghe Losa, vedete una planimetria, abbiamo la camera centrale, le torri laterali con le varie scale, le nicchie che si trovano all'interno, il cortile e poi i vari ambienti, vedete. Ecco qua. Passiamo al nuraghe più grande della Sardegna, il nuraghe Arrubio di Orroli, è un nuraghe che probabilmente è stato già pensato grande. Un nuraghe in basalto enorme, pensate che è stato calcolato in base ai conci di coronamento che sono stati trovati, che l'altezza finale è stata calcolata con la trigonometria, con dei calcoli matematici, è stata calcolata che era alto 27 metri, quindi un nuraghe a 3 piani sovrapposti per un'altezza di 27 metri e un eventuale terrazzamento in legno, quindi immaginate siamo a 30 metri, un palazzo di 10 piani. Tutto intorno vedete l'antemurale con tantissime torri, sono 13 torri mi sembra laterali, quindi pensate questo è un pentalobato, sono 5 torri costruite intorno alla torre centrale più tutte queste altre torri laterali, quindi immaginate un edificio gigantesco proprio che dominava questa piana, è stato utilizzato anche in epoca romana, sul crollo poi i romani hanno diciamo realizzato i loro laboratori e quindi l'hanno utilizzato alla grande anche i romani. Ecco, qui c'è lo sviluppo dell'Arrubio. L'Arrubio, vi ricordo che è un nuraghe che è stato costruito con un rito di fondazione, sono state trovate all'interno delle anfore molto interessanti che contenevano sostanze balsamiche oppure olio, anche vino bianco, quindi diversi riti di fondazione, i primi dei quali sono stati fatti in collaborazione con i Micenei, quindi stiamo parlando di un nuraghe importantissimo. I Micenei erano il popolo più importante dell'epoca, siamo intorno al 1400 a.C., diciamo decina d'anni in più, decina d'anni in meno, e vedete c'è un rituale di fondazione con delle anfore che sono state rotte per far penetrare questo liquido oleoso all'interno del terreno, forse in un rituale di fecondazione, di fertilità, un rituale propizio. E poi ci sono queste torri disposte tutte intorno alla torre centrale. Guardate questo nuraghe al centro, ecco qui siamo dentro il cortile, questo è il pozzo, uno dei pozzi dell'Arrubio. Vi ricordo che il nuraghe Arrubio, prima di essere stato costruito, vi ho detto che è un progetto unitario. Prima della costruzione sono state realizzate delle canalette, quindi un sistema idraulico per lo smaltimento delle acque nelle fondamenta, con delle valvole di troppo pieno che consentono di rimanere sempre all'asciutto all'interno del nuraghe. L'acqua in eccesso, l'acqua piovana viene dirottata verso l'esterno, quindi un sistema abbastanza sofisticato. E notate che a fianco alla torre centrale, che è questa che vedete sulla sinistra, c'è quest'altra torre con questo passaggio con le pietre disposte apparentemente alla rinfusa. Notate come sono eleganti i conci della torre centrale, mentre la torre laterale sembra fatta in fretta e furia. In realtà questo è un sistema costruttivo ben preciso, anche questo antisismico, molto, molto sofisticato. Qui ritengo che ci fosse proprio la volontà di distinguere una torre dedicata probabilmente a dei rituali sacri, a dei rituali religiosi, con invece il resto dell'edificio che aveva forse una funzione profana e quindi l'accesso nelle torri sacre era riservato magari ai sacerdoti, mentre i fedeli potevano stare nel luogo dove non c'era questa bellezza architettonica, quindi siamo in un cortile plurifunzione. Tra l'altro al nuraghe Arrubio di Orroli sono state trovate delle camere, vedete come questa, chiamata mi sembra la stanza delle attività della cucina. Comunque sono state trovate resti di lavorazione di cucina, quindi un utilizzo domestico con delle macine, pestelli, con delle ceramiche che ci fanno pensare che nuraghe Arrubio fosse un edificio nel quale si conservavano le derrate
alimentari per la comunità e addirittura le riserve per la semina dell'anno successivo. Quindi un nuraghe, anche questo scavato bene, l'hanno scavato gli archeologi Lo Schiavo e Perra, tra gli altri. È un nuraghe ben pubblicato dove insomma potete leggere approfonditamente insomma tutti i dettagli. Ecco, qui vedete in questa immagine si nota chiaramente la differenza di eleganza fra la torre centrale, all'interno della quale sotto lo strato di calpestio è ancora visibile oggi diciamo, una ricostruzione dello scavo che è stato effettuato con un vaso che è proprio questo, non so se ho messo la fotografia, all'interno del quale sono state trovate tracce di vino bianco, quindi produce un rituale di fondazione dopo quello fatto insieme ai Micenei, che ha portato, vedete, questo alabastron al centro in basso, dove c'erano sostanze balsamiche, che è un vaso miceneo. Intorno al 1450-1400 a.C. fanno un rito di fondazione con i Micenei, con l'olio sacro. Intorno al 1200 a.C. viene fatto un nuovo rituale di fondazione dove viene scoperto appunto questo vaso che contiene il vino bianco. Quindi se dovessimo fare una battuta sulle attività dell'epoca, diremmo che i sardi nel XV-XIV secolo a.C. apprezzavano molto l'olio, forse lo producevano, lo esportavano. Poi intorno al 1200 si sono dedicati un pochettino al vino e qui abbiamo il laboratorio enologico che ha dato ottimi risultati e si nota appunto la differenza delle due architetture. Passiamo alle cupole. I sardi hanno realizzato, nel momento in cui si sono diciamo dedicati agli edifici circolari, hanno realizzato delle cupole straordinarie. Diciamo che sono sempre false cupole, perché queste diciamo non sono dei circoli sovrapposti, ma dall'esterno voi non vedete la cupola, la vedete solo se siete all'interno della camera. Dall'esterno vedete semplicemente il guscio esterno, la parete laterale. Vedete come sono sofisticate. Ne vediamo qualcuna molto interessante. Prima vi ho fatto vedere l'evoluzione delle forme, che dalla forma a dolmen passa alla tronco ogivale e poi all'ogivale completa. Ecco, adesso ve le faccio vedere. Vedete, abbiamo per esempio i corridoi del Santo Antine, corridoi lunghi quasi 40 metri, guardate un po', a perfetta ogiva, che girano intorno al nuraghe, o degli ingressi, questo mi sembra che sia il nuraghe di Suelli, Suppisco di Suelli, che ha all'esterno il tronco ogivale con architrave, mentre all'interno vedete questa bellissima ogiva che appunto mostra tutta l'eleganza delle forme. Ecco, qui abbiamo lo stesso due immagini che ci mostrano l'arte nuragica. Guardate che belle queste tolos, anche qui siamo a Suelli, forse questo di sinistra è Sparas, no, forse siamo a Suelli. Comunque anche Sparas d'Isili presenta le stesse caratteristiche, vedete? Questa bellissima ogiva con il tetto visto da sotto. Qui abbiamo degli incastri molto interessanti, sembra di vedere delle spighe di grano nel soffitto del Pisco di Suelli, e poi la Tolos, che adesso è aperta, ma probabilmente in antico era chiusa. Invece Sparas d'Isili pare che questa Tolos, che oggi trovate chiusa, in passato fosse aperta per svolgere qualche funzione, forse legata al movimento della terra rispetto agli astri. Ecco sempre la foto del nuraghe Piscu di Suelli. Il nuraghe Piscu si trova nella strada fra Suelli e Mandas, e dall'esterno è un nuraghe che insomma si presenta abbastanza piccolino, quindi non dà nell'occhio, però se andate a visitarlo internamente avete visto che spettacolo è questo nuraghe. Bene, io avrei concluso questa presentazione, siamo rimasti diciamo nei nostri tempi, quindi vedo di uscire dallo schermo, non mi fa uscire, vediamo un po', ok, vediamo un po', fine presentazione, perfetto, fine presentazione, quindi usciamo proprio dalla presentazione e eccomi qua, abbiamo fatto appunto questo viaggio nel passato.
ormai sono già le 8, quindi sono riuscito a rispettare i tempi. Allora vi ringrazio per essere stati con me, per avermi fatto compagnia, aver fatto compagnia ai soci Unebu che sicuramente hanno apprezzato questa nostra serata dedicata all'archeologia della Sardegna. Vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre alle 7, sempre in diretta a Facebook sul mio profilo. Penso di parlare dei pozzi sacri. Devo fare una sui pozzi sacri, una sulle Domus de Janas, quindi vedo un pochettino di prepararla in questi giorni. Quindi vi do appuntamento, vi aspetto, più siete più siamo contenti noi di Unebu, anche insomma ci divertiamo un pochettino di più. Risponderò a qualche domanda di quelle che troverò nella chat. Vi ricordo che al termine vedrò se riesco a conservare questa diretta, quindi la lascerò sul mio profilo. Un caro saluto a tutti e grazie ancora. Buon fine settimana.